Conferenza stampa stamani in questura ad Agrigento per affermare come la Polizia di Stato nella giornata di ieri ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di DA di Palermo, a firma dei sostituti procuratori Claudio Camilleri e Pierangelo Padova, a carico di Antonino Greco del 70, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, e del figlio Paolo Greco del 97, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, alle ore 6 del mattino, personale della squadra mobile diretta da Giovanni Minardi e del commissariato di pubblica sicurezza di Licata, coordinata da Sergio Carrubba, ha fermato i due congiunti ritenuti responsabili a vario titolo anche in concorso del reato di usura continuata e tentata estorsione ai danni di 4 soggetti residenti a Licata. In alcuni casi è stata contestata l'aggravante dell'utilizzo dei metodi mafiosi di cui all'articolo 416 bis. Ad Antonio Greco è stato altresì contestato di avere commesso il fatto mentre sottoposto alla sorveglianza speciale con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Le indagini di questa squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Licata sono avviate già mesi addietro e condotte con varie attività tecniche con metodi tradizionali. Una delle vittime è stata supportata e assistita dal FAI Antiracket di Gela, l'associazione Giordano, con il suo presidente Renzo Caponnetti presente stamani alla conferenza stampa. Nel corso della perquisizione all'interno della vettura in uso ai congiunti Greco sono stati rinvenuti e sequestrati anche un coltello da cucina con lama di circa 10 cm e un tubo idraulico in ferro zincato, verosimilmente lo stesso già descritto da una delle vittime. Paolo Greco in data 8 marzo veniva tratto in arresto da personale dei medesimi uffici perché è ritenuto responsabile di aver esploso nottetempo e travisato diversi colpi a arma da fuoco con una pistola scacciacani modificata all'indirizzo di alcuni operatori ausiliari di polizia giudiziaria, e in quell'occasione solo il repentino intervento del personale posto a copertura evitava possibili più gravi conseguenze di danni di questi ultimi. Nel corso delle immediate indagini permettevano così l'arresto di Paolo Greco e il sequestro dell'arma, del passamontagna, della felpa e dei guanti disseminati nel percorso di fuga per le vie cittadine pedissequamente ricostruito dagli investigatori. L'attività esecutiva è stata trasmessa al sostituto procuratore Alessandro Russo della Procura della Repubblica di Agrigento per quanto di competenza. 2 arresti per usura, ecco, maggiori dettagli sull'operazione che avete brillantemente svolto a Licata. Quindi l'attività l'abbiamo sviluppata da diversi mesi addietro, abbiamo individuato una serie di vittime, molte di queste sono state condotte negli uffici del commissariato della squadra mobile per cercare in qualche maniera di chiarire i contorni della vicenda. Alcune di queste vittime non hanno inteso collaborare, altre invece, sia per tutte le vicende assolutamente brutte che hanno subito, siamo riusciti con la nostra fermezza e con la nostra costanza a raccogliere le loro dichiarazioni, e lo Stato ha risposto in maniera assolutamente celere e tempestiva con la DDA di Palermo, che ha emesso questi fermi in occasione dell'ultimo ultimatum che aveva avuto la vittima per pagare la sua rata. Lei ha lanciato un messaggio forte verso i licatesi: Licata, svegliali. Sì, perché purtroppo da poliziotti parlare con persone, con delle vittime che si capisce che stanno male e che comunque sono preoccupate dal fare dichiarazioni che poi possano creare problemi ad altri soggetti, diventa veramente questo senso di aver capito com'è la situazione, di non poterla dimostrare, spesso non è una cosa gratificante. Ci siamo basati sulle persone che in questo caso hanno verbalizzato le dichiarazioni e quindi hanno permesso l'emissione di questo fermo, alle quali va grande lode per il coraggio e la decisione di collaborare con le forze dell'ordine. Invito coloro i quali sono stati già da noi in ufficio o che purtroppo dalle indagini non abbiamo potuto individuare, ricordo a costoro che la nostra porta è sempre aperta e quindi la collaborazione anche sulla base di mettersi in scia può essere sempre valida. Il commissariato di Licata effettivamente come ha contribuito a questa operazione? Poi quali sono stati i moventi, diciamo, che hanno portato all'arresto delle 2 persone?
Per quanto riguarda il contributo, qualsiasi tipo di attività investigativa viene fatta unitamente all'organo provinciale, che è la squadra mobile, che poi coordina tutte le attività investigative a livello provinciale. Noi le risultanze investigative le ha dette benissimo il dottore Minardi, entrando proprio nei particolari. Io entro solo nel merito sociale e dico che è importantissimo in questo momento che Licata si deve svegliare, perché lo Stato c'è, lo Stato è presente e lo Stato dà risposte precise e concrete. Quindi coloro i quali hanno delle problematiche similari a quelle che oggi abbiamo raccontato deve rivolgersi allo Stato, e sicuramente noi faremo tutto quello che è previsto dalla legge e tuteleremo tutti i cittadini onesti. Il nostro contributo è quello di sentire la vittima che si è rivolta presso la nostra associazione antiracket a Gela e ascoltarla, ma soprattutto di confortarla per il racconto raccapricciante che mi aveva fatto. E sentire da partire da una piccolissima cifra, che so, sui 8.000-9.000 euro, arrivare a 37.000 euro, abbiamo fatto un calcolo, si parlava del 300%, quindi lo avevano dissanguato la vittima e quando arrivano purtroppo con l'acqua alla gola poi non so che cosa potrebbe succedere, a volte può succedere anche qualche cosa di brutto, ma siamo stati bravi nel tranquillizzarlo, nel rasserenarlo, dicendogli che lo seguiremo a 360 gradi in tutta l'attività.